C'entro anch'io. C'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io speciale C'era una volta. Qui siamo a tavola all'interno del Museo della Civiltà Contadina di Mairano. Si potrebbe pure attrezzare, preparare, allestire. Niente, non ti viene in mente qualcosa a portare, preparare? No, mi viene in mente mangiare. Non ti viene in mente i fornelli? Quella tovaglia qua No, mi fa venire fame. non sei una brava cuoca. Sì, molto, non si vede. Non si vede. Una brava assaggiatrice. Va bene, grazie per essere in nostra compagnia. Ricambiamo la vostra fiducia raccontandovi una cosa semplice che ora vedete sul vostro schermo. SLT, beh, questo sicuramente durante l'estate non si può utilizzare. No. È lo Inverno. slittino dell'inverno per Sport scivolare invernale. sulla neve, usata da bambini. Insomma, non è proprio tipico della civiltà contadina, ancora oggi si Ma usa. tu? Ma che? tu lo usavi? Un pochetto sì, io ricordo delle discese improvvisate, non è che si poteva andare in vacanza in montagna, però quando nevicava pure in pianura, sulle montagnole si usa. Tu lo utilizzavi? Ma mi tiro sempre di dre, Sì. se la pepicino, ma mi tiro di dre, perché? ma per Dio, c'ho fate che le schilettade. Mamma, sempre? Si Sì. scivolava, era bello. Dai, sempre altero. Forse anche la testa è picchiato qualche volta, prova a ricordare. Ma tu parti bene e finisci male. E vediamo invece se partono bene e finiscono bene gli amici che abbiamo beccato in centro su un'altra cosa di una volta. Ora sveliamo un altro oggetto presente nelle campagne dei nostri genitori, i nostri nonni, in compagnia della signora Leonarda. Leonarda. Lei è di Brescia, signora? No, non sono di Brescia, ma vivo a Brescia. E da tanti anni? Sì, 40 anni ormai. Insomma, è arrivata bebè proprio, insomma, quando è arrivata a Brescia. No. Senta, signora Leonarda, possiamo sapere di che si occupa? Lei è in pensione, immaginiamo. Sì, sono in pensione, ma lavoro in un negozio di ottica. Ah, molto bene, ok, signora Leonarda. Allora, vediamo un po' se lei saprebbe riconoscere questo oggetto in fotografia. Vede una cassettina, che cosa può essere secondo lei? Potrebbe essere una cassetta della posta o del caffè. Una cassetta? Beh, allora, o del caffè, perché sta cosa del caffè? Perché mi è venuto in mente che dentro si mette il caffè, si alza e si prende. Non so, mi è venuto in mente così. Questa signora Leonarda invece in realtà è una cassetta sì per contenere degli oggetti piccoli, fiammiferi, portafiammiferi, perché una volta si appendevano al muro per fare in modo che non si inumidissero troppo, si mettevano accanto al caminetto, al camino. Anni fa i fiammiferi ormai si usano quasi più proprio. E secondo lei il nome giusto, quello corretto è Serraduro o Porta Sonfanei? Sonfanei. Porta Sonfanei, perché se porta... Se non sono di Brescia, porta Sonfanei. Anche perché effettivamente contenendo i fiammiferi, a Serraduro invece la serratura. Va bene signora Leonarda, è stata gentilissima, le auguriamo una cosa bella, grazie. Grazie anche a voi. L'era mia. La cassetta della posta, l'ero il porto sonfanei. Poi l'abbiamo detto, dai, è stata brava Leonarda, non ci fare caso. Allora, che hai portato qui? Via. Federica. Questo è il famoso... È la torcitrice. La macchinetta di fare corde, Ecco, mamma, la torcitrice. Torcitrice o macchinetta da fare corde, perché anche le corde si facevano in casa una volta con questo ingranaggio particolare azionato con una manovella al quale veniva agganciata la corda da torcere, poi doppiando man mano la corda di torta si può ottenere una corda man mano Ma metti la lingua che proviamo? più spessa. Vabbè dai, girala un pochetto, facci vedere. Guarda. Bisognerebbe provare con anche il mestiere, però una cordina, uno spago, poi della corda se ne facevano tutti gli utilizzi ovviamente importanti e necessari. Ti piace? Te la vuoi portare molto, a casa? Sì, questa la porto Prova a casa. A sollevarla. La metto sul comodì. No, forse la secchi. Troppo grea. È troppo grea. Alla prossima, arrivederci. Ciao, grazie. C'entro anch'io.